non conobbero mai suo padre. La delegata ad interessarsi ai dibattiti scolastici era Radio Giuseppina. Un solo programma non gradito, e Vincenzo avrebbe avuto soltanto la facoltà di scegliere la tortura. A scuola ci andava volentieri, un po' per il suo e tanto per il volere del padre. Una sera, Radio Giuseppina riferì che il docente di geografia, apprezzando l'alunno, usò testuali parole. Suo figlio ha un eccellente rendimento, solo che sulla carta d'identità, al punto in cui si dichiarano segni particolari, dovreste scrivergli rompicazzo. Il giudizio matematico nelle materie di studio superava abbondantemente il 7. La condotta era inversamente proporzionale, dal 7 in giù. Arrivò al punto di meritare 6. Talvolta fu espulso dall'azione cattolica, sospeso dalla scuola, espulso durante una gara di calcio del campionato allievi, l'arbitro beccò 2 sbagliate. Furono gli anni dei suoi primi amori, uno dei quali gli costerà il morso di un geloso cocker tra le gambe. In quella circostanza abbracciò Carolina, le sue prime labbra femminili. Abitavano nello stesso parco. Furono gli anni in cui confermerà la sua cristianità, ne aveva 13. In quella circostanza